to you. Yes, my love to you. Yes, my love to you. You to you. 私は私、あなたはあなたと夢言ってた、それ気もするわ。グレーのジャケットに見覚えがあるコーヒーのシミ、相変わらずなのね。ショーウィンドウに二人映れば Say with me 真夜中のドアを叩き帰らないでと泣いたあの季節が今目の前 Stay with me 口癖を言いながら二人の時を抱いてまだ忘れず大事にしていた恋と愛とは違うものだよと夢言われたそんな気もするわ。二度目の冬が来て離れていったあなたの心振り返ればいつもそこにあなたを感じていたの。Stay with me 真夜中のドアを叩き心に穴が開いたあの季節が今目の前 Stay with me 寂しさは気合して追いかけこの周り同じメロディー繰り返していたStay with me 真夜中のドアを叩き帰らないでと泣いたあの季節が今目の前 Stay with me 口癖を言いながら眠れない時を抱いてまだ忘れず温めてた Stay with me 真夜中のドアを叩Ok, salve. Salve a tutti Salve. quanti, Perché c'è l'audio di qua. divertiamoci un po'. C'è l'audio di qua. Allora, Hai sembra bisogno? che sia andato tutto bene. Facciamo prove nuove, Tutto a ragazzi. posto. Su Twitch, che su Twitch fai solo 720p per
broadcasting e quant'altro. Allora, c'è qualche piccola impostazione che mi devo vedere. Crolla su Kick. Ok. Ok, si è anche collegato il bot questo qua. Allora, mentre aspettiamo... Oh, Cristian, eccolo qua. Eccolo qua. Vai, non avevo neanche aperto la È chat. lui. A posto. A È postissimo. lui. Allora, lei ha qualcosa per noi? Sbaglio oppure no? Allora, io inizio ad aprire un attimino Instagram. Allora, io sono qui, aspetto cose, come arrivano cose. No, che non c'è Alan Wake Non c'è stasera. Alan Wake stasera, Sei Cristian. tu Alan Wake queste sere che ci devi dire qualcosa a noi. Ergo, anche dare qualcosa a noi. Sarai tu il nostro Alan Wake. Dai. Dai, Cristian, dai, butta dentro. Ok, io già davanti, già c'ho Instagram. Siamo già già aperto. C'ho il tuo bel vicino qui. Sotto c'è mio fratello. E poi c'è Tizione. Poi c'è qualcosa che sto cercando di capire. E poi c'è qualcosa che ci farà divertire. Ti trovi? Fatto la descrizione corretta? Sì. Eccolo qua. Sta scrivendo qualcosa. Sta scrivendo, Ok, ecco il link. Allora. Sì, sì. Che si chiama AW questo file? Non lo so. Vabbè, allora. Io non... Mi serve solo un secondo che lo metto. Quindi forse Aspetta, c'era. me l'ha rilevato come virus. Aspetta, no, che fai? Cristian, No, ci stai tossando. no, Christian, che stai facendo? Cristian, No, perché ci tossi? no, consenti, è Christian, è persona fidata. Anche perché, come gli ho detto oggi, se io ricevo un virus nel computer, non potremmo fare la wake, quindi ci perde anche lui. No, poi come fai a goderne? Ok, 126 KB. È così grande? Cioè, è così piccolo? Sì, vabbè, 5 minuti, Dopo la vostra reaction sparisco. Va bene. Ok, allora Va lo bene, posso signor mostrare in live, Christian? O lo facciamo Non è in che mi esce privato? Alan col pirulo al vento, modello elicottero. Ovvio che devi. Allora, aspetta. C'ha un secondo almeno in cui posso premere qualcosa e che lo devo aprire, gli devo dare la finestra al programma e si vede in live. Ce l'ho giusto qualche minutino da quando lo apro? Allora devi essere veloce. Aspetta, Christian, momento, aspetta. Facciamo così, aspetta. Vediamo se sono abbastanza veloce, aspetta. Lo posso fregare un pochino così. Mi inizio già a mettere tutta la schermata. Così, saluta. Grazie. Saluta. Ok, sono scomparso io al momento, va bene. Allora, aspetta, iniziamo a fare così. Apri, seleziona scheda. Ok, allora, connessione all'area al tengo. Christian, che cacchio hai combinato adesso? Oggi questo ci sta mandando nella zona oscura. Ecco. Non puoi svegliarti, la storia sta scrivendo te. Inserisci parola chiave per sfuggire all'oscurità. Un sussurro tra le pagine recita, portato da chi sogna, acceso da chi teme l'oscurità. Piccolo come un bottone, ma capace di spezzare il buio. Come si chiama? Si chiama Clicker. Sì, me lo fai scrivere perché sennò poi c'è un problema. No, attenzione. Piccolo come un bottone. Attenzione, Christian. Christian, attenzione. Piccolo, sì. Sì, relativamente. Portato da chi sogna, acceso da chi teme l'oscurità. È sempre il clicker, come lo guardi, è il clicker. Però me la mette la chat. Sì. Ah sì, è vero, aspetta. Ecco qua. Ciao, quello! Quello!
Dopo proviamo Dopo sì. Schedule 1, la demo, così vediamo un Facciamo attimino. qualche risata. Allora, portato da chi sogna, acceso da chi teme l'oscurità, piccolo come un bottone, ma capace di spezzare Hai il scritto in buio. maiuscolo clicker. Hai Con scritto la la C C, maiuscola, sì, P tutto aspetta, piccolo. aspetta, fammi abbassare qua che c'è questa scheda sotto. Allora, ok. Il coniglio cammina nell'oscurità. Oh no. Ciao coniglio. No, coniglio morto. Il coniglietto ha raggiunto qualcosa, ma non è un regalo. Egg of Darkness, il confine tra realtà e finzione è svanito. Il coniglio non c'è mai stato. Scrivere è potere, ma chi ha scritto questo? Il tuo regalo di Pasqua è intrappolato in una pagina strappata, una pagina che ora ti appartiene. Alan era vicino all'uscita, la luce tremolava, distante. Ogni passo che faceva sembrava riportarlo indietro, nello stesso luogo. La macchina da scrivere batteva da sola. Iniziava a ricordare. Qualcosa scritto troppo tempo fa. Un coniglio, un gioco, un uovo mai aperto. Alan corse verso la luce gridando il suo nome, ma la pagina era finita. Ora tocca a te continuare la storia. E ricordati, questo non è un lago, ma un oceano. Questo è un colpo di classe. Forse non vorrei pensare il desktop, ma penso sia apparso un file.txt. Ok, ma andiamo a vedere pure quello. Prima dobbiamo vedere. Va Allora, bene. allora, Dice dovrebbe essere vediamo un apparso attimo. un Aspetta, lo file.txt. chiudo così liberiamo pure le orecchie. Dovrebbe essere C'è un coso là apparso. nell'albero. No, questa è una cosa Va del bene. catechismo. Allora, aspetta, no, è che ho io il desktop incasinato. Sì, sì, Aspetta, no, aspetta. Cristian, si è aperta la canzone, non ti preoccupare. No, il link si è aperto. Giustamente, essendo una scheda che non ho configurato nel programma di streaming, non si è switchato in automatico. Testo.txt? No, non c'è niente. Non c'è niente qua. Non c'è un documento di testo. Cerca bene. Allora, aspetta. Christian, mi sto vedendo tutti i documenti sul desktop, ma non c'è niente. Oh, Regen, Là, buonasera. Dove? sul monte. Questo? Sì. Questo è quello che ho spostato io prima. No. Allora, aspetta, questo abbiamo Ciao trovato. Regen. Buonasera, Regen. Cerca bene. Ma non è che si va in documenti o da qualche altra parte. Aspetta. Forse nella cartella dei porno. Aspetta. In download. Attenzione, Ok. page missing. Attenzione, Ok. attenzione. Vedere un po'. Guardalo, ha fatto anche l'iconcina con la spirale, guardalo, che lezzo. Allora, aspetta, lo metto qui così lo vedete tutti. Cioè, lo vedete tutti, adesso è un attimo un parolone. Allora ragazzi, per fare un regalo al canale sto cambiando programma per le live. Sono passato a Meld Studio che mi sembra sia leggermente più tranquillo, quindi ancora non lo saccio muovere per bene. Quindi si vede, cioè, fate finta che si vede e dite oh come si legge bene, tutto grosso, fatto bene. Allora, fine? No, solo un nuovo inizio. Christian, Vincenzo e Mano, noto anche come Giamma, troveranno ciò che Alan non ha mai potuto comprendere, il mistero del lago, il significato dei simboli tra le pagine e il vero volto dell'oscurità. Un messaggio nascosto li guiderà, ma solo se avranno il coraggio di leggerlo ad alta voce. Il coniglio era solo il primo guardiano, la storia è viva e ora vi sta cercando. Accettiamo la minaccia del coniglio. La accettiamo. Accettiamo la minaccia del coniglio. C'è sempre Sì. coniglio miezza. Sì. Il fatto che stiamo vedendo Devil May Cry e c'è un coniglio come cattivone va bene, va benissimo. Allora aspetta, stacco qua così liberiamo lo schermo.
Quindi questo è il primo, vuol dire che ce ne saranno altri? Ci hai fatto questo antipasto, Cristi, noi accettiamo la sfida. E tu Esperienze aspetti- così ci piacciono tantissimo. E tu mo per il finale di Alan Wake 2 aspetterai 6 mesi. Mi sembra corretto. Mi dispiace, Christian. Adesso verrai punito. No, Christian, gran bella cosa. È sfizioso, è stato molto carino. Non mi gran aspettavo bella la esperienza. clip. Se... No, già, ma 6 mesi sono troppi. Vabbè, allora 5. Allora, se tu adesso ci dici che ne stai comunque a intenzione di fare altre cose del genere, noi aboliamo questi 6 mesi Esatto. e lo rifacciamo tranquillamente. Quindi la scelta sta senza metterti pressione. Senza ricordarti che siamo più o meno al 45-50% di quello che si deve vedere, quindi... Allora, io nel frattempo inizio a caricare l'altro titolo da fare stasera. Lo volevo provare una mezz'oretta per vedere pure un attimino di che si tratta, perché ne sto sentendo parlare Cristian un comunque pochino da tutti. Cristian, ha detto quello, risparmiatevi la demo, vale tutti i soldi. Quindi quello mi sa che l'ha già provato, anzi forse ce l'ha. Ok. Bene, quello. Ma ne sto sentendo parlare, ma tanto. Ho detto c'è la demo, proviamola un attimo. Qui applicherò tutte le mie conoscenze da Amsterdam in questo gioco. Allora, Signori, quindi un attimo solo, perché come vi stavo spiegando prima, sto programma va meglio, ma ancora devo capire un attimino alcune cose. Quindi ci saranno degli errori? Assolutamente sì. Allora, come ad esempio, perché la chat... Ragazzi, scrivete qualche messaggio in chat. Non vorrei che quel programma devo tenerlo aperto, perché ho cambiato anche la chat a schermo. Pure Puzzo, scrivete un paio di messaggi. Ok. Quindi i giochi devono stare tutti sotto e questi due devono stare sopra. Ok, a posto, grazie mille. Ok, a posto così. Quindi bisogna aprire il programma all'avvio del computer. Gianmarco Stronzo sembra a te. Reagan, conservalo come regalo di Pasqua e chi lo sa, forse ci sarà qualcosa di più bello in futuro. Hai voglia che me lo conservo? Come per te ci sarà in futuro, molto lontano, il finale. Cristian, ti di Alan Wake 2. dico solo che ho cartelle sul computer con cose che mi sono conservato dal 2013-2012 e continuo a conservare cose in un certo modo. Quindi questo file di sicuro ne farò più copie e me lo metterò pure sul cloud, così non lo perdo. Sì. Allora, qualcuno già ci ha confermato che sto gioco merita. Noi proviamo, e se è come sto pensando è altamente possibile che lo facciamo. Allora, come chiamiamo la nostra organizzazione? Ce l'ho. Vai. La Protolo AIDS, per fare un mix fra una nota Protolo? pianta, Haze. Protolo AIDS. Ok, va bene. Allora, mi dite solo una cosa in live. Microfono e audio del gioco, come li state sentendo? Allora, questo a questo punto lo posso cancellare e si toglie così. Ok. E ora, come Team Breaker, io mi teletrasporto in un altro universo. Christian, ci sentiamo in questi giorni, fammi sapere quando sei libero. Microfono bene, audio gioco poco. Allora, quindi rimetto, perché ho aggiunto la fonte audio ed era al massimo, l'ho scesa un pochino. Ma vediamo un attimo così. Ditemi adesso che l'ho rimessa al massimo. Buona serata, Christian. Che davvero fa tutto lui sto programma, molto buono, e poi non mi sta appesantendo il computer al momento. You are a small-time drug dealer from the south, in a fresh town with no cash, no product and no contacts. Non c'è un cazzo. There's only one way to make money. Time to get to work. Allora, io ho perso il cursore del mouse, non so dove è andata a finire. Vorrei rimettere la chat a schermo. Ok. Allora ragazzi, buonasera da Heisenberg. Salve. E io sono Jesse. Molto piacere. Io.
Benvenuti alla Protolo Hits. Anche perché io sono più contento di dare 19,50 € ad un gioco del genere se fa divertire che rispetto a tanti altri titoli e quant'altro. Allora, così. Sì, Poi capelli, capelli, capelli. sembri Shaggy di Scooby-Doo. Questa sarà la fine che farò a breve. Corti, corti spikey. Così. Così. Il colore pure va bene, sì. Ok, adesso l'audio come si sta sentendo? Ditemi soprattutto il microfono se riuscite a capire le mie parole, se si abbassa in automatico e fa abbassare l'audio del gioco. Queste cose non ho modo di capirle da solo. Sorrisino. Ammiccante. Oggi Aspetta. finanziere proprio. No, questi metti no perché sono no. brufoli e lenticchie. Aspetta, torna indietro. Che cosa è Face Detail Intensity? Forse quanti di questi? Ruga e quant'altro, vedi? Ok. Qualche rughetta da... Tutto ok, forse è una tacchetta in meno l'audio del gioco. Allora, aspetta. Come si... Oh, così? Allora, è scritto qui sotto in piccolo, è a 3,9. Ditemi così se va bene. Che penso il microfono magico qui lo debba abilitare soltanto per il microfono. La fonte è quell'altra. Ditemi così, mo andando pure avanti, come si sente. Ah, colore degli occhi. Tu che colore ti degli occhi? Dipende dal periodo. Allora vai a piacere. Così è un po' troppo Maronna, bianchi, bianchi. Pupille dilatate. No, no, così no, così no. Così. Così. Così, a posto. Ecco qua, così. Ok, Va bene. Va bene. Allora. Mo dici, mo è finita la musica, non ti saprei dire, appena inizia ti dico, ok? Ok, thank you. Che se va bene, volevo fare un regalo al canale e mi sono messo oggi mentre lavoravo. Ho fatto sto passaggio mettendo giusto le cose base e testarlo un pochino, però devo dire la verità, finora non sta manco dando rallentamenti e problemi al PC, quindi se continuo così, tanto di cappella. Allora, Che scarpette ci metti? sandaletti. Vai. Sandaletti. Così ti vuoi lasciare i colori? Sandaletti. Verde e marrone tipo Ah no, Shaggy? aspetta, è vero, colori. Allora, magliettina blu, talone grigio Vai. e sandalino nero. Vai. Accessori. Questo è il cappello di Heisenberg, quello dall'ultimo. Sono i capelli un po' buggati Sì, un po' all'interno, buggati. quindi facciamo senza capelli e quant'altro. L'occhiale, lo zio, ci vuole l'occhiale, eh? Ecco qua, Vai. l'occhiali, a posto. Fatto. Eccoci qua, ragazzi. Allora, siamo arrivati. Apri il tuo telefono e leggi i messaggi. Allora, so che sei in difficoltà, non parliamone al telefono, trova un telefono pubblico. Salve. Ehi, Ludwig. Ludwig. Ciao. Ok. Ehi amico, È lo zio. Sembra che tu abbia dei problemi. Sei fortunato. Il tuo incarcerato zio preferito ti può dare una mano. Va bene, zio, che dobbiamo fare? Quando ero nella grande casa dove vivevo prima a Highland Point, non era la migliore delle città attorno, ma c'erano molte opportunità per qualcuno in cerca di lavoro. Perfetto mixauro. Ok, grazie mille, Regan. Ci sono ancora probabilmente dei miei soldi nascosti non lontano da te. Non è molto, ma dovrebbe aiutarti ad andare avanti. Li puoi trovare vicini allo skate park. Va bene, va bene. Allora, lo skate park Esploriamo. adesso dov'è? Proviamo. Di qua, è di qua. È Ah, di sì, qua. c'è la mappa c'è la con barra, l'indicatore, quindi dovrebbero stare qua. Ah, soldi mica nascosti. pochi. Ah, ok, vanno là nel 9. Ok, grazie zio, abbiamo preso i soldi. Parla col manager nel motel office. Allora, di qua. Salve donna, Dana. mi dà una stanza? Per una settimana, ok. Ok, quindi dobbiamo andare nella stanza 1. Ok, al momento noi siamo qui, va bene.
Ragazzi, abbiamo trovato che fare tutta la sera. Preparatevi, il record mondiale sta arrivando. Ma dice, le palle da fuori, tra l'altro, se guardi sotto. Capita. Se salti, capita. Ritorno, no. Una bella consolina comunque. Questo è Snake ora. Ok, abbiamo anche Snake, va bene. Per il momento. Va bene. Allora, un po' di spazzatura. Dobbiamo andare un'altra volta al payphone. Questo è il presidente. Ma c'è Nixon. Reagan, no, Nixon. Questo mi sa che è È Nixon. Nixon, sì, è scritto sotto. Richard Nixon, va benissimo. Va bene. Questo fatto che diamo cazzotti. Va bene. Facciamo una squillo. Non si può ancora, ragazzi. Allora, iniziamo a capire come fare altri soldi. Hai trovato una stanza? Bene. Adesso vai all'hardware store e comprati una tenda per la crescita, il concime e un innaffiatoio. Ok, allora. Vai all'hardware stones. Che è di qua? All'hardware store sacca C'è pure la il concime. mappa? C'è anche la mappa. Pure l'innaffiatoio sacca. Allora, sarà forse il posto per Oh, sta però per la demo. demo è abbastanza... C'è un cazzo sul muro, non so se hai visto. Vabbè, non fa niente. Ecco. There is a penis. Salve. Allora, Ciao. dove si entra qua? Salve. Ciao Dan. Oh no, lui vuole solo la carta però. Allora. Grow tent. Ah, dobbiamo posare i Soil. soldi nell'ATM, lo zi. Allora, mi scusi. Sta qua. Eccolo qua. Deposita. Tutto. Ok, fatto. Quindi dobbiamo tenere soldi su carta e soldi in contanti, va bene. Quindi 1, 2, aspetta, e 3. Ok, fatto. Dan, Lavoro nell'agricoltura. Grazie mille. Gentilissimo. A essere buoni, a essere belli, Gentilissimo. gentili. Molto gentile. Dato la crescita Allora. rapida, cioè dai. Gentilissimo. Ma se io... Scusa, volevo provare. Scusa, Giorgio. Scusa, posso provare di nuovo? Ok, vabbè, grazie Giorgio. Ok. Ma perché hai messo le mani addosso a Giorgio? No, io stavo provando, posso fare anche il colpo caricato. No. No, Penso. non posso farlo. Non mi sembra. Ok. Allora, piazza la grow tent. Ok, Che è la numero dove? 1. Quindi inizia a mettere premere 1. Ah sì, stesso qua dentro. Allora, Così. direi vicino alla finestra, no. 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 Ma è totalmente esposta sta cosa. Vabbè. Allora, arrangiamoci un attimo qua perché è l'inizio. Poi metti il soil. Quindi... Ok, ci sono gli oggetti là, quindi... Ah, dobbiamo fare tutti i passaggi, Ma Gianmarco. questa cosa mi piace un sacco a me. Lo devi... Attento. Arriva al bordo verde. Aspetta, 83. Ok, allora, serve dell'acqua. Giustamente. Oh, dobbiamo fare tutto. Ah, ti sai l'obiettivo, eh? Ok. Ok, anche questo fatto. Ok, devi riparlare di nuovo con lo zio Nelson. Allora, intanto teniamo il posto di lavoro pulito, Più lavoro. Stai coltivando droga, lo zio. Allora, aspetta. Questo che cos'è? Cash or trash? Ah, qui butti di monete e ti dai soldi, lo zio. Oh, lo zio, Capo di 2 cazzo. dollari per una bottiglietta. E stanno parecchie cose a terra, Le porti Gianmarco. tutte là vicino. Sono soldi. Gianmarco, questo gioco c'ha un certo sentore, eh? Già ho capito, eh? Sì. Allora, Ci sei quasi. ti servono i manca semi. solamente un ingrediente chiave, i semi di troca. Dovrai parlare con un fornitore per mettere le tue mani su dei semi. Ti ho passato il numero di Albert Hoover, il fornitore locale.
mandai un messaggio e una richiesta di un dead drop. Ho messo Nuovo prodotto. do karate, esattamente. Aspetta, ho messo la mia parola per te, quindi non dovrai pagare subito. Il tuo ordine andrà on your tab, which you can pay off in. Ok, quindi Ok, c'hai allora. una lista di pagamenti che devi fare. Oh, eccolo qua, eccolo qua. No, il navigatore, i messaggi. Quindi gli mandi il messaggio e gli dici devo prendere. Dobbiamo vendere da oggi push. Ok, Prendiamo questa uno. esiste. Ok, quindi hanno usato. Ok, ci vuole una mezz'oretta. Giustamente per consegnartela ci vuole un po' di tempo e ti mando un messaggio appena. Finalmente farmiamo un po' di soldi, facciamo qualcosa. Il tempo passa là, tra l'altro, erano 30 secondi solo. Un po' di merda. Non teniamo pulita noi sta città, no? Porca la miseria. Stiamo facendo pulizia. Oh, $4, così. Allora. Comunque Regen ti devo correggere, Protolo do karate. Penso che sia arrivato direttamente qui. Collect Dead Brown Apartment Block. Dove li ha lasciati? No. Prova a vedere se l'ha lasciato tipo all'ufficio magari. Dietro? No. No, dice qui dentro. Aspetta. Allora. Però non te lo può aver lasciato nella casa. Intanto salva. Dire buono foro se non c'è sta qualcosa. Una cassetta delle lettere. Mi scusi? Ho sbagliato a cliccare, non mancherei mai di rispetto al dojo. Ecco. Bravo Regen. Ecco. Bravo. Raccomando, facciamo le cose. Oh. Allora, lui ci manda qua. No, noi dobbiamo. Era qua dietro proprio in fondo. Allora, ok. Quindi c'è lo spacciatore là che sta aspettando 3 ore e dice: ma questo quando cazzo vive? Aspetta, siamo nuovi in città. Aspetta. Qui. Bene. Benissimo. Ok. C'hanno i posticini a zoom. Ok, allora. Posa. Allora, aspetta, posa. Cosa fai? Giri con la trocca? Allora, a questo punto possiamo iniziare a metterli dentro. Quindi era di qua, noi abbiamo stamina infinita, a quanto pare. Allora. Pianta erbezzali. Quindi ruoto. E devi togliere il tappo. C'è un coprifuoco dalle 8 alle 5. Se sei fuori ti arrestano. Okay. Ecco qua. Se ti vedono ti arrestano. A posto. Allora. Metti le cose nella spazzatura. Non possiamo. Per vedere l'ora penso solo dal telefono. Devi far vedere dove stanno, no zio? Cosa? Dove apri la mappa di nuovo? Come mappa? Guarda là, la mappa a destra. Sono gli sbirri. Credo. No, questi sono i cazzi. No, sono persone. Allora, noi a questo punto andiamocene a dormire e ci svegliamo alle 7. Oggi non abbiamo prodotto un cazzo. Ok, ci sono anche punti esperienza e varie skill, va bene. Allora. Serve dell'acqua. Aspetta, serve dell'acqua. No, mi scappa la mano. Ok. Mettici un po' il super crescita. No, aspetta, già sta. Teniamocelo per dopo. Vediamo il tempo normale quante. Nel frattempo c'è. Allora, dobbiamo andare a fare. All'hardware store. Sì. Bisogna comprare un po' di roba. Dobbiamo vedere ce la facciamo quei soldi. Vabbè, penso che essendo il tutorial. Allora, hardware store.
Dalle 6 alle 8. Quando cazzo va? Sono le 8, salve. Signore? Signore, non è che è chiuso oggi. Prova a buttare pure la appena si spazzatura. riempie la buttiamo. No, l'obiettivo è proprio compra una busta dell'immondizia, proprio per liberarti. Chissà un mare, sai, col cazzo. Aspetta. Andiamo un po' di monnezza, vai. Guarda qui quanti tesori. Quanti tesori. Come dice il detto, la spazzatura di uno è il tesoro di qualcun altro. Complimenti. Questo me l'hanno insegnato al protolodo karate, mentre pulivo a terra come uno schiavo. Ma Anche quello serve. sono diventato poi uno studente di punta del protolodo karate. Via. Ma era una foglia di... Butto tutto. Per non far vedere, capito? Depistiamo. E dico, però buttano le foglie di Maria Verstappen. Ho capito, ogni città ha le sue cose. Vai. E come te cazzo? 12 dollari. Tu hai aperto? Ma allora tu... Là. Dalle 6 am alle 8 pm. Ma ora su? 9:44 am. Non è che c'è un giorno di chiusura? E se non l'ha già capito. Ok, e vabbè, aspettiamo, facciamo passare la giornata al limite. Andiamo avanti. Allora, andiamo a vedere la piantina, a che punto sta. Sì. Anche se dobbiamo aspettare comunque un'altra giornata a sto punto. Magari serve un pochino d'acqua. Qua ci Minchia. Il problema è che ci serve comunque la roba dall'hardware store. Ah, questi sono i confini della demo. Sì. Ok, quindi la mappa sarà pure bella grossa. Spegniamo la luce così nessuno vede. Oh, c'è anche la dedicata fuori, non so se la sentite. I love Mitsubishi, va bene, perché no? Why no? Ehi, dammi la lattina. Sam? Ah no, buongiorno. Salve Sam. Questa è la bottiglia da soldi, mi sa. Quindi buttano tutto a terra. Tutto il concerto sta facendo, vabbè. Aspetta, ma non è che è in monnezza grande? No. Magari. Se qualcuno va là e preme quel pulsante, Immagini. spacco la testa. Ok, a posto, fatto. Altri 9 dollari. Quindi comunque abbiamo fatto 27 dollari solo raccogliendo la spazzatura, Come si può buttare? No. No. Ma è una C'è una sedia a rotelle. Lo si ricicla la sedia a rotelle. Aspetta un attimo. Come ci entra qua dentro? Aspetta un attimo. Non credo ci entri, lo zio. Aspetta. Vai. No. Niente. Dirà lo zio che conviene fare del turbino, decisamente. Ma poi manco usare. Beh, ragazzi, qualcuno ha perso una sedia a rotelle? La pianta è pronta comunque, quindi meglio possiamo andare a venderla. Va bene. Se qualcuno vuole buttare un po' di spazzatura. Ci vuole il trimmers e quello pezzo di deficiente chiuso. Allora, Allora, vedere se magari la vedo. salve. Salve. Scusa, c'è qualcuno? Non lavora nessuno qua? Vabbè, Questo è lo Spollos Hermanos. Thompson, costruzioni e demo. Vabbè, Ha fatto vista hanno anche un bel senso dell'umorismo sti sviluppatori, va benissimo così. Allora, signor Dan, però, io poi mo vengo in casa tua. Scusami. Ehi, non c'è. Posso entrare in negozio? No. Facciamo così, guarda. No, ma facciamo così. Risolviamo il problema a monte. Proviamo ad andare a dormire e facciamo passare la giornata.
che se non si sblocca non possiamo comprare gli oggetti e non possiamo continuare. Prima delle 6 non puoi andare a dormire. Allora, vai alla cosa rossa. Vedi dove cazzo li vuoi. Ci porta allo store. Ci porta là. Magari che fa mezza vita. Ah no, era quest'altro. Salve. Andiamo a parlare. Ti eri buggato nel palazzo tu per caso? Ma dovevi andare qua a chiamare, così. Tu devi guardare quella stracazzo di mini cosa. No, ma quella era lui, Era mirava lui. lui, però mica lo dovevo andare a chiamare. Secondo me si era buggato e non usciva nel palazzo. Va bene, va bene. Allora, salve. Allora, Plant Trimmers, Sì. c'è qua. una Packaging Station, sta qua. 10 baggies. E prendiamo anche 5 sacchette della spazzatura. 125 ce le abbiamo sulla carta. Ok. 10. Allora, a questo punto se prendiamo il cestino dei rifiuti e lo buttiamo là dentro, quanti soldi sono? Quello dobbiamo fare, ma dobbiamo riempire la monnezza e buttarla e fa soldi. Perché sennò qua conviene buttare tutto nel cestino dentro casa, si fa un sacchetto e si butta tutto là dentro là. Puoi fare anche così. Allora, prendiamo sacchetto. Se io faccio pick up, va bene, va bene, va benissimo. Riempi di cose. Allora, no, ho sbagliato porta, scusate, ho fatto lo scherzo. È giusto. Allora, Allora, water alla pure. Però devi tagliare le ceppozze, così. Ben cresciute. Questa è monnezza, ogni butta. Perfetto. a questo punto Devi dobbiamo alzare la mettere palla, il sì. packaging orders, Mettilo storto, giralo. Q ed E, Mettilo ok. Allora, andiamo a fare i pacchettini. Allora, quindi Veramente ci dissociamo, ragazzi. uno di questo. Fa. Ah, proprio devi fare Sì. giustamente tutto. Vada solita. No, mi stavo confondendo con la visuale, pensavo lo dovessi mettere qua Cosa dentro è? da sotto, non avevo visto questo qua. Vabbè. E metti qua. Di questo. No. Ah, quanto è dura la vita del Nettuno. No, volevo dire. Allora, oggi come minimo la dobbiamo rivendere a 10-12 al grammo. Allora, aspetta, noi facciamoci tutti i tutorial. Ma poi Vero. si potranno assumere persone che te lo Sì, fanno. questo gioco va fatto. Quello aveva ragione. No, è fatto bene. Ok, puoi uscire, mi sa. Quindi noi adesso Sì. Ah no, l'output lo devi prendere. ok, e ce ne Riprendi abbiamo i qua. pacchettini pure. Poi a questo punto noi usciamo da qui, Sono le 5:40 c'è del l'app pomeriggio. prodotti. Allora, ci consiglia di venderlo a 35. Signori della postale, Gianmarco non ha mai venduto Parco Laser dei minori in via Garibaldi 4 al terzo piano. No, non l'ho mai fatto. Non in via Ok, Garibaldi. ed è questa qui, no, dealers e fa altre cose. Quindi noi da qua dobbiamo mettere che abbiamo questo. Che prezzo lo mettiamo? 40. No, oggi 40 già è troppo, non se la prendo. Facciamo il prezzo promozionale, Parti un 30. No, ma 30. un 20. Per farci conoscere sul mercato. 30, sai. 25. Vai, 25. A posto. Quello è fatto? Ok. Dobbiamo aspettare un messaggio. Oh, messaggio. Salve? Va bene. 25, ok, 100, ci troviamo per 4. Ah, gli dobbiamo Allora, dare noi l'orario. Bello. sono le 6:45. Facciamo di mattina. Ok. Inizia. Ok, ti dice tra quanto tempo Perfetto, inizia. se n'era un casino. Ok, gestita bene. Quello aveva ragione comunque. Quello aveva ragione. E mo sulla mappa dovremmo vedere anche dove è il luogo dell'incontro. Sì. Ok, quindi noi sappiamo dove dobbiamo stare. No. Marco, questo gioco. Allora ci alziamo alle 6. Sì, tanto è Ah no, fare- non si può modificare. Ti alzi alle 7. Tanto comunque c'è A questo punto si può andare a fare la vendita. Scade in 4 ore. Corri. Corri, corri.
Siamo dei nuovi venditori, sbagliamo la prima vendita e Ce finita. la fai, lo su 4 minuti, 4 ore. Top tattoo. Comunque ci sono anche molte più cose nella versione completa, già lo diceva pure nel menu principale, quindi C'erano dopo c'è le... altri prodotti, 70 più NPC. Ehi? Ciao Katie? Scroll to change the aspetta. Ne deve avere ok. 4, Sì, quindi devi- tu prendi qua, move custom component, ok, col destro, e poi muovi la levetta, ok, comodissimo così, prego, Paga ok, abbiamo già preso dei soldi. e si è fatta un buon avanzo. Allora, a questo punto però ci serve lo zio per... Ok, tu l'hai avuto. C'era arrivato un altro messaggio. No, ci ha ripensato lui. Allora, lo zio ci serve... Vuole altri Ci qua? servono No, si prendi sì, due due. semi. E dobbiamo prendere... Ok. Ora, nel C'era mentre qualcun c'è altro che lui voleva qualcosa. Ne vuole 4. Oh, però lui ci vuole dare 120. 120. Sì. Vai. Allora, Ok, la lineetta è la fascia oraria in cui siamo. Quindi vedi, noi siamo qui. Ti posso... Vai, te li porto stesso mo. Ma ci sta, forse avrei messo anche un po' dopo, guarda, penso ce la faccio. Anzi, addirittura. Ma secco sto gioco. No, ma è fatto simulativo. A me piacciono moltissimo i giochi così, penso che si sia ampiamente capito sta cosa. Però piacciono quando sono fatti bene, cioè che non hanno troppi bug e quant'altro. Questo mi sembra fatto molto bene. Quindi in settimana lo prendo e ci iniziamo la run qui È sopra. venuto fuori casa, è venuto. Tieni. Oh, aspetta, sbagliato. Ok, vai, prendi 4, a posto. Ok, ci è arrivata anche... Sotto West Bridge dobbiamo andare a sto giro, così. Allora, Quindi là. quindi di qua. Giustamente cambia i luoghi di consegna. Va bene. Eccolo qua, c'è la stascina qua sotto. Quindi, questi li prendiamo. Prendiamo un'altra. Camminiamo così, salve. Oh, c'è la droga! Non ci muovo. Oh, c'è la legge! Gira Innaffiatoio? Innaffiatoio? Poi ci sono pure un sacco di attività secondarie e cose varie. Allora, dobbiamo a compare... Salve, signora Ming. Salve. Vuole un po' d'acqua? Arrivederci. Vabbè. Allora, Ehi, mi scusi, salve. Ti serve un'altra tenda. Ah, aspetta, signor capo, aspetta. Non chiudere, dobbiamo posare i soldi sulla carta. Ah, ma accatta pure... Dove vai tu? No. Deposita tutto. Ok, abbiamo fatto. Allora, stiamo a fare così. Compriamo uno di questi, il soil che ci serve, ce ne servono 2. Questo ce l'abbiamo, questo ce l'abbiamo. E compriamo un'altra ventina di bustine. Sono 140. Puliti. Ok, solo che alcuni oggetti li mette sul pallet perché non abbiamo... Le bustine. Ok. No, Allora, aspetta, ma iniziamo a fare così. non abbiamo una manzana. No, ci dobbiamo solo svuotare l'inventario sul... lì sopra. Ma facciamo velocemente così, mettiamo questo qua. Quindi così possiamo fare. No soil. Apriamo. Gira. Se la polizia inizia a fare la domanda perché devo troppi soldi sulla carta e godi. Ma secondo me, raga... Ok, vabbè, non c'è neanche il problema di rovesciarlo e consumarlo. Quindi so uno per cosa. Ok, allora a questo punto... Ok, Qualcuno così... sta giocando a Monster Hunter Wilds o qualcuno? Qualcuno di nostra conoscenza? Sì, qualcuno. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poi si prende questo.
Ok, sono segnati sotto quanti litri ci sono, quindi vedo se riempirla oppure no. Ok. Ok. Allora, e questi qua stanno tutti bene. Avevamo anche... Allora, a questo punto capito? ci mettiamo questi qua che al momento non ci Maronna. servono. Monnezza e la mettiamo qui sopra qua. Mettiamo anche questo che al momento non ci serve. Poi ci sono gli innaffiatoio qua. Ragazzi, aspetta che noi mo dobbiamo fare una cosa, Gianmarco. Questo non lo stiamo vendendo, ragazzi, non ci contattate. Giustamente, se no ti continuano ad arrivare messaggi. Ok. Appena crescono, ragazzi, non cambiate Ragazzi, idea. allora, andiamo a prendere il resto delle cose che abbiamo lasciato di là. Allora, a parte che abbiamo due bustine da prendere qua. Ok, come oggetti che poi non ho visto. Sì. Va bene, va bene. Ragazzi, questo gioco è molto bello comunque. Ma non perché siamo dei pusher. No. C'è pure tutte le indicazioni dei Vabbè, il grado di contatti, soddisfazione. Sì, soddisfazione. cosa gli piace, eccetera. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Vabbè. So che abbiamo capito un attimino come finirà qua. Vabbè, no, ma lo accetto, lo accetto. Allora, salviamo. Faccio un attimo una cosa e switchiamo così. Che poi tu giustamente riempi qua, si crea tutto il ciclo, puoi comprare altre cose. Ok, va bene. Penso che ha passato benissimamente tutti i test. Allora, vediamo nel menu principale soltanto che diceva più tipi di droghe, 8 proprietà acquistabili, impiegati, armi da fuoco e armi, le risse, le cose. accesso a tutta la mappa, i veicoli, business acquistabili. Devi pulire il denaro sporco, 70 NPC e customers. Vabbè. No, penso che lo Questo prendo. gioco è il goti di quest'anno. Va bene, allora datemi giusto 2 secondi che cambio tutto e torno. No, ma a questo punto già Ma è incredibile. semplice ma molto funzionale. E il primo titolo è andato. Mo, se ho capito bene, facendo così dovrebbe caricarsi in automatico anche l'altro.
C'è proprio tutto il concerto, cioè. Sì. Va bene. Ok ragazzi, allora, solita cortesia, ditemi se si vede, come si vede, se si sente, come si sente, eccetera, eccetera, eccetera. Così controllo pure il fatto della chat, ma penso che dovrebbe apparire tranquillamente. Che a me mi sembra che vada tutto tranquillamente. Alla grande. Ok, va pure in chat. Siamo pronti? Va pure in live. Posso dire che rispetto a OBS è la prima live che facciamo da tanto tempo dove non sta succedendo un cazzo di problema di niente. Ok, il gioco va a 60 in live. Anche perché a questo punto proverei, visto che ci sono vari valori. Ah no, non lo posso cambiare. Questo è a standard. Al limite poi vedo, domani facciamo un'altra prova con qualcosa di più performante, però se comunque si vede già qui a 60 a posto. Allora Gianmarcone amico delle guardie. Allora, e qua abbiamo scoperto un bel po' di cose ieri e c'è questa stanzina nuova con un bel mistero e una chiave da cercare. Allora, tu va bene, vediamo di qua se riusciamo a fare qualcosa. Allora, aspetta, stanza biliardo. Gianmarco, sei pronto? Dai! Allora, vai Gianmarco. Vabbè, 12. 16. Oh, Ho sbagliato perché era diviso. 2. Allora, aspetta un secondo, ma tutto il tempo. Take your 3. time. Allora, Io voglio sempre che se si gioca col pad così vado anche io più comodo. Sì. 2. 2. Sgrondel. Allora. Chiave d'argento. Ok, questa è buona Gianmarcone. Sì. Allora, vediamo un po' se troviamo... Anche perché dovrebbero apparire mo i floppini sempre più. Allora. Io farei la cappella in realtà. Proverei a salire ancora. Sì. Più che altro la foundation la dobbiamo tenere libera. In qualche modo. Allora, qui non c'è niente. Io ne parlavo stamattina con Giuseppe di questo gioco e mi ha mandato un sito. Mi ha mandato il link della recensione che hanno fatto loro con la pagina. Sì. Non ho visto tutto il video per non avere spoiler, ho messo inizio 2 secondi, c'era qualche scena di gameplay, quindi ho detto skip in un punto qualsiasi per vedere come ne hanno parlato. In una scena mi è apparsa un pianoforte. Noi abbiamo mai visto un pianoforte? Non ricordo al momento, okay. Forse sì però. Okay. Però mi sembrava interagibile. Sì. Vabbè, vediamo. Ok, con questo c'è la mappa, ok, anche molto comodo da pad. Allora. Bedroom, no? Sì. Bedroom sono qui. No, teniamoci il corridoio di qua, già ma. Io avevo messo la bedroom per entrare là. Ci possiamo entrare anche da sotto, volendo. Se ci esce la stanza. Tanto a noi qua adesso ci conviene rientrare solo quando abbiamo la chiave. A discrezione. Almeno qua non c'è neanche una chiave da utilizzare. Ok, aspetta, quindi da qui... Ah, ok, questa è una cosa che non avevamo mai visto lì. Tutte le stanze e tutto quello che c'è. No. E tante non ne abbiamo ancora trovate. Te ne mancano ancora. Buono, meno male. È la room 46.
casa. Ok. Ci mancano 2 bedroom ancora. Le verdi non ci sono proprio, le Ci gialle sono un pure casino sono di poche. shop che non abbiamo trovato. Le red room tutte. Ok, va bene il gioco. Allora. A questo punto il patio. Anche perché così con stanze verdi escono più gemme. Allora. Una gemma c'è qui, quindi l'abbiamo recuperata e ne troviamo pure altre. Altri floppy, altre cose non ci servono. Ci servirebbe una pala e ci andrebbe di lusso. Allora. A questo punto la spare bedroom. Noi dobbiamo cercare di andare dove abbiamo visto la mappa del tesoro. 8 di qua era. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi questa qua. Là, 8 era l'altra cosa. Ok, quindi dobbiamo salire di 2 ancora. Ok. Sì, c'è un'altra gemma qui. Va benissimo. Ecco, è troppo e mezzo, zio. Il problema è che se dobbiamo tornare indietro perdiamo troppi. Ce ne sono 3 di là. Vai, facciamo così e ci creiamo pure un attimino. Allora, iniziamo a vedere sotto. Sì. Allora, che libro prendiamo? No, avevamo la foto dei libri, così. Tu avevi fatto delle foto. Vedi se c'è una foto riguardante una lista di libri. Ci serviva un libro per... Ti si fa una bella cartellina solo per fissiccare. La marcia del conte, qualcosa del genere. A cura di chi c'è scritto? Questo è il documento. Allora, a parte che noi iniziamo a prenderci i controlli della pompa dell'acqua perché ci serviranno. Non ce n'è nessuno di questi qua. Passing of the Barons. No. Animal Major. No, Noi l'altra volta abbiamo fatto questo e ci ha dato la guida del gioco, mettiamola così. Bello. Facciamo il sistema di pompa così vediamo pure di capire come aggiustarla, perché è uno di quegli oggetti che vanno aggiustati una volta e poi si sbloccheranno forse per tutta la run. Il foglio reading. Reddington era comparsa su una cartolina. Però ci diceva di leggere qualcosa e c'era uno di quei libri settato in rosso, quindi dobbiamo cercarlo nella stanza. Fate un giro torna alla libreria. Allora, aspetta. Qui non c'è niente. Qui non c'è niente. Qui non c'è niente. Tanto si aggancia in automatico sui punti interagibili, quindi... Il foglio qua che dice... Poi vedi, pure se non ci vai vicino, guarda, si c'entra in automatico. Mi basta entrare un pochettino nel raggio d'azione. Quello che abbiamo visto adesso. Ah, ok, era questo qua, ok, perfetto. Pensavo era qualcosa su. Allora, sopra no, ci sono i dati di gioco, eccetera, eccetera, che già abbiamo visto. A sto punto possiamo provare prima ad andare di qua. Ecco. Ma... Il problema è che non abbiamo una cazzo di chiave. Questa è nuova, già ma la dobbiamo fare. Questa non solo è gratis, oggi ma ti ridà 2 gemme. Qua ogni volta che entri nella bonus ti setta le gemme a 2, quindi vuol dire tu mo vai a 0 ma entrando le riprendi. E c'è il pianoforte. Clara e Simon 1952. Allora, iniziamoci a fare sta foto. Ormai dubitiamo di tutto. Che non vorrei che sia il codice di una delle casce forti. Non è interagibile. Ah. Vai, altra foto. Ok.
Show me the champion of light. Ok, sono anche più pagine. Herald of Allora. darkness, lost in the never-ending night. For send through time. Ok, e non è interagibile il pianoforte. Al massimo forse dobbiamo mettere qualcosa qui. A sto punto Così metti questo, entra e esci. Spera che al prossimo ti risetti le gemme a 2. quindi comunque abbiamo una scorta sempre di 2 giochi. Oh, minchia, è ottima sta stanza. Sì, questa stanza è forte. Allora, qui non c'è niente, qui non c'è niente. Proviamo ad andare prima verso nord. Hai un po' la sorella che è poliglotta, però c'è il redraw. Hai sempre la sorella che è poliglotta. E al massimo possiamo fare così. Bedroom e recuperiamo 2 passi. Oh, borsellino. E falcone. Borsellino. No, non credo sia quel borsellino. Dici di no? Ho pensato. Porta chiusa a chiave. Che la mamma... Sempre il lavoro più antico del mondo. Però aspetta. Allora, dobbiamo andare giù e vedere di trovare qualche chiave. Che la chiave speciale non la voglio usare adesso. Eh sì, a questo punto. Salve. C'è qualcosa nella spazzatura? Niente. Questo abbiamo visto. Allora, vendi una gemma. Il sale? Che cazzo è? Non lo so a cosa posso dire. Ma sto gioco continuano ad uscire cose nuove, non ho capito. Va bene, va benissimo così. Allora, a sto punto io mi chiuderei qua, però prenderei una chiave e un pochino di cose. Almeno possiamo continuare un attimo verso l'alto. Allora, c'è una chiave, uno di questo, e non c'è nient'altro di bello? Manco cazzo. Vabbè. Allora, una chiave ce l'abbiamo e possiamo andare su. Tu ti attiverai prima o poi. Sì. Tu in qualche modo ti attivi. Questo Sì, è poco ma ma è sì. sicuro. Allora, proviamo ad andare verso l'alto di qua. Allora, corridoio. Ah, osservatorio, se giravi a nord. Tacci tua. Ci chiudi di qua, però riusciamo a salire. Allora, niente. Allora, c'è il guardaroba con la pala. La nursery non la possiamo mettere, è questo che ci farebbe girare a sinistra dandoci 4 monete. Visto che dobbiamo per forza continuare a salire. Un portuallo che fa sempre bene. E abbiamo preso 5 passi e una moneta. Allora, osservatorio per una gemma. A questo punto qui cosa abbiamo sbloccato? Ok, la live sta andando ancora bene, siamo ancora in linea. Ok, allora abbiamo preso una chiave. Il prossimo dovrebbe essere a 11,5 gemme. Quindi dobbiamo trovare altre 3 volte e vedere nel frattempo cosa ci dà. A 12 Questo non è un problema. 12 è un problema. Sì.
12 is a big trouble. Allora, noi dovremmo fare in alto e a sinistra e arriviamo in quella stanza che ci ha detto il gioco. Vediamo. Vabbè, c'è anche una chiave extra, non mi preoccupare, sì. No, mi preoccupa se non esce una stanza che gira a sinistra. Però io voglio vedere dove andiamo, perché noi ne dobbiamo scegliere una precisa, porca la miseria. Sì, purtroppo c'è solo questa. Allora, dobbiamo fare in quest'altro modo qua, Gianmarco. Entriamo qua, si attiva la luce, usciamo, andiamo indietro. Va bene. Ci sono altre stanze, vediamo se riusciamo a fare in una di quelle il quadro elettrico. Era di qua. Poi ci conviene un bel po' di strada. No, ci conviene tornare una volta indietro e mai più. Quindi questa è brutta. Sa che non ce la facciamo con i passi però, eh. Allora, di qua già possiamo fare qualcosa. C'hai tua sorella. Però mo qua aspetta, dovrebbe darci. Allora, un martellone ci va C'è anche una bene. gemma da qualche parte in realtà. Che diceva le gemme vengono sparse nelle stanze verdi. Forse per essere seppellita? Possibile, molto possibile. Allora, se ne andiamo di qua, dall'altro lato è chiuso, dobbiamo uscire di qua, andarcene di qua, ci abbiamo qua da poter fare. A posto. E bafangulo, sta qua anche questo. Cosa mai dovesse uscirci? Vai. Fatto punto. Allora, aspetta, andiamo Giamma all'avventura. All'avventura. Quello che succede, succede. Allora, tagliamo da qua. Poi andiamo a sinistra. Con calma e tranquillità. Almeno vedi quella stanza dovremmo farcela. Non lo so. Allora, noi andiamo con calma, Gianmarco. Anche che occorre. Tranquillità, con calma. Volendo. Esploriamo la villa del nonno. Passa per la bedroom vera, se riesci che recuperiamo 2 passi. La bedroom. Ok, ce la fai ad arrivare alla bedroom. Sì, perché è proprio per strada. Allora, facciamo 5. Succhiol. Andiamo di qua. Eccoci qua. 3, 2. Vediamo qui se c'è qualcosa che poi non abbiamo visto le altre volte. Oi Regen, buonanotte. E buona Pasquetta, ci vuole la lente di ingrandimento. Quindi ci dobbiamo ricordare con la lente di ingrandimento di venire qua. Con la luce accesa. E con la luce accesa. Okay, qualche altra cosa? Allora aspetta, a parte che c'è una chiave, aspetta. Va bene. Ah, aspetta, stavi finendo di leggere, scusa. Allora. Qualcosa sull'albero. Ok, ci vuole la lente di ingrandimento qua dentro. Questi li abbiamo visti l'altra volta. Al bisnonno piacciono le macchine fotografiche. Allora, a sto punto, quindi magari è una stanza dove possiamo trovare qualcosa dentro. Allora, intanto banana e prendiamo degli altri punti. Poi
C'è qualcosa di particolare qui? O forse devi prima trovare Forse devi la avere mappa la del mappa. tesoro e ti dice ogni Può volta essere, dove si trova. Allora, a questo punto proviamo a sì. Oh, salire. senti, buona Oi, Pasqua anche Cettone, a te. buonasera. Tutto bene a noi, a te tutto bene oggi? Chiave normale. Basta cibo per almeno 12 ore. Basta. Basta. Ah, ci ha fottuto. Figlio di buona madre. Sì, ho guardato, sì. Vediamo almeno se esce qualcosa qua dentro. Ah, ok, ok. Ah, tu sei a Rimini, ma buona serata, Vai, Freschi, Cettone, buona serata. divertiti. Ciao cuore. Ciao, Fresco. Noi pive in the pocket, perché a questo punto Non so fatto niente, però. va bene. Call it a day. Sì, Yes. andata così. Allora, però abbiamo capito che ci serve trovare la mappa in uno dei bauli. Va bene, va bene. Magari il codice sull'albero o nella stanza lì è quello che serve fuori. Il mistero si infittisce. Allora, siamo di nuovo qua. Allora, si prende paghettina, si inizia ad andare a sinistra. A questo punto mettiamo questa qua per variare anche un pochino. Allora. Ok. Dopo si mette uno niente. Quindi questa è vera. Quindi tutte e due contengono. Quindi a questo punto tu dici bugia, tu dici verità. Quindi tu ce l'hai. Tu ce l'hai? Tu ce l'hai? Dai che ce l'hai, dai. Dai che ce l'hai, dai. Facci iniziare bene la giornata. No. Figlia di menzognera, Mi hai sbagliato qualcosa. meretrice che non sei altro. Allora, corridoio a sto punto. Proviamo prima di qua. Ok, altro corridoio. Ah, questo è uno, questo è uno. Vediamo sempre se c'è qualche oggettino, qualcosa. Allora, e io qua metterei un bello storeroom. Sì. Almeno ci cucchiamo. C'è anche qualcosa qui, casomai prendiamo la pala. Mica male. Ok, allora a questo punto proviamo ad andare di qua. Sì, anche presto. Allora, mette questo che ci dà pure sempre un oggetto. La In questo cassa c'è caso la ci ha mappa dato del la tesoro, cassa. sì, secondo me. Allora, vediamo se effettivamente ci dà sempre la mappa qua. Vai. No, No, però ci ha secondo me. dato un po' di Cioè, hai cosine. fatto la chiave, hai fatto pure i soldi. Ci sono altre zone dove poter scavare. Qui dobbiamo sempre trovare la chiave del mistero misterioso. Magari la mappa del tesoro ci porta la chiave. Allora, Gemma, io mi faccio la giocata. Che Inizio a vuoi fare? mettere già il garage qui. Sono 3 chiavi con una gemma. Tanto noi abbiamo tutta la zona qui Ah, no, ancora da no, vedere. sì, ma mettitelo Anche qua, perché ok. il garage mi sembra esca solo da quest'altro, da questo lato qua, Allora vai qua. Tanto ci prendiamo 3 chiavi, che Sta male non appesi a solo. destra. Ok. Qualcos'altro magari? Un piccolo omaggio. Una grodolata magari. La terza Questo è quello che già volta. trovammo l'altra volta sottolineato. Prima o poi chiave una macchina e troviamo la Allora, chiave qui. dobbiamo mettere comunque la sala col generatore per attivare le porte qua. Sì.
giustamente non c'è elettricità. Allora, quante cazzo ci serve una pala, Gianmarco? Lo so, così. Ci serve una pala subito. Allora, intanto intanto cazzo, anche tu hai ragione, Gianmarco. Purtroppo sì. Allora, Melas, Soldis, queste sempre queste negozio, cose, prima o poi negozio fare con tante cose. pala. Negozio con pala. Sì, Golden sì, al centro non è male, sì. così. Che c'aveva poi come omaggio? Un'altra La gemma. gemma era buona. Non ci sono altri oggetti in giro, non c'è niente. Andiamo a vedere Allora, prima per sinistra a vedere se andiamo sale. prima di Tanto qua. possiamo anche non Di qua entrare. possiamo andare. Potremmo bloccarci qua e prendere 10 passi, però poi giochiamo Allora, al lo centro-destra. zi. Questa qua, Mm. perché così possiamo continuare sia ad esplorare sopra, Mm. se ci escono le cose, tra cui il generatore, tornare facilmente qua a prendere altri 10 punti. Ma credo che 10 passi te li dà solamente Penso che sia solo una volta, così. però, mo ci stavo pensando perché sennò sarebbe... Se no ti fai entra e esci, ti dà sempre Allora, noi la 10 possiamo mettere e non ci entriamo. per non prenderteli Sì, ancora. sì. Ok, allora va bene. Mettila e lascia. Questa ce la mettiamo qua. E c'è anche un po' di frutta, lì sopra c'è una gemma. Ah, proprio un momento non ci serve. Quindi abbiamo comunque una anche se in gemma. realtà, se ci esce una cosa a 2 gemme che è buona, Va bene, iniziamo bene. Questo e dobbiamo vedere di fare il giro da sotto. sì. Magari riusciamo a collegarci anche da giù da quest'altro lato e andiamo meglio. Tocca a me. Va di Chester. Vabbè, 20. L'inizio è lo stesso sempre. Allora, 17, 20, 3. Allora, aspetta un secondo. Tre. Vado? 3. No. Allora, 20. 3. Allora, 5. 5 per 3. 1. Allora. Uno. Di nuovo? Per il calcolo come l'ho fatto io viene 1. Sgrondel. Golden Key. Va bene. Va bene. Allora, altri oggetti e altre cose non la ci petiera, sono. andavo qua a prendere il sale. Stavolta sì. Capito? Ok, ogni volta che mangi del cibo prendi Fortissimo, più... così, Ottimo. dobbiamo stare attenti alla Minchia. saliera, allora, così. Allora, qui ci sono più che altro ci sono i posti dove appaiono sempre degli oggetti. Mm. Quindi basta che riusciamo a capire sempre quali sono. Allora. Per forza. Per forza. Sì. As Living Max non ti Recuperi più energia. No. Le scarpe da corsa? Secondo me guadagni meno. Aspetta, queste sono le scarpe da ginnastica. Quindi nelle palestre non perderai punti e quant'altro. Allora, possiamo scoprire cosa fa o questo o questo. Io prenderei le scarpe. Più cammini può farti risparmiare qualche punto. Così. Ok, Buono. va bene, va Buono. bene. Allora, a questo punto... Qualcosa nell'altro cestino nemmeno? No. Perché sennò è chiuso qua. Però aspetta. No, Lozzi, siamo proprio questo chiusi è per il verso garage, l'alto. però. Allora, più in alto non riusciamo ad andare. Facciamo la cosa del garage. Vediamo che cosa comporta. Sì.
Allora, a sto punto diamo l'energia al garage. Pure che la perdiamo una giornata, ma riusciamo a completare un obiettivo. Magari ci sblocca qualcosa a lungo No, termine. sì. Allora, È chiave netta di no. Però, magari aprendo la porta del garage succede comunque qualcosa. sì, perché dice esci fuori, quindi noi dovremmo uscire dall'altro lato della villa. Quindi magari c'è qualche altra Magari si cosa può da rientrare esplorare. in qualche modo. Cioè, tre chiavi Allora, pure. aspetta, di qua poi dobbiamo andare Mhm. giù. La gemma e l'energia le lascio ancora lì. Ma, ma da qua? Poi di qua. Poi era. Si sono attivate le scarpe. Esce Ok. il simbolino a fianco al 31. Ok, vedi il coso? Ok. Vai. Ah, lo zii. Ci vogliono le chiavi dell'auto. No, no, Cazzo. no. Puoi andare, mi sa, a piedi. Però Allora, ti noi andiamo a consuma... piedi. Aspetta un secondo. Esci. Pensavo ti consumasse un passo. Uno l'ha consumato. Però più di uno. Che solo Questo... come zona, vale come zona. E questo... Allora, Gianmarco, aspetta. Qui non si può fare Ma non niente. è manco interagibile. Scuso. Aspetta, c'è l'altra strada di là. Aspetta un attimo. C'è di qua. Di là non c'è niente. Mi è mancato succede. Anche che però qualunque cosa troviamo qua non la possiamo riportare nella vita. No, magari ti ho detto, forse si sblocca qualcosa di... Oddio, non ricordo, Aspetta, cazzo. aspetta, 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 aspetta. Abbiamo sbloccato la scorciatoia fissa? Wow, lo zii. Aspetta, ma è fissa. Mamma mia. Mamma mia. Possiamo partire tutti i giorni da là. Wow, lo zii. Lo zii. C'è convenuto. Qui c'è altro però. Tu qui hai altro per noi. Ma quanto è incredibile questo gioco. No, ma è, Ma guarda. che mina è questo gioco? Allora, Ogni volta che ti esce un vicolo cieco guadagni 5 monete alla tomba. Oggetti in vendita. questo è solo per oggi però. Oggi, ti posso dire, metti tomba. Tanto non potremmo fare niente. Andiamo a bere a Quindi questa mo è una stanza che dobbiamo mettere tutti i tutti giorni. i giorni. E tanto è gratis. E non ti ha manco consumato il passo. Godo. Senti, già Mark, questo gioco continua a darci cose. Va bene, va benissimo. Quando esce il secondo? Ma come il secondo? No, è perché poi questo finirà prima o poi. Gianmarco, io ne voglio ancora. Ma vedi quando finì questo gioco? Ah, mi è capitato una speedrun oggi. Cavolo. 24 minuti. Vabbè, boh. Senza senso. Oh no, c'è anche un enigma qua. Oh no. Dove cazzo Oh no, oh no. Ma mannaggia la miseria, mannaggia allora. C'è un biglietto. Sì. Ok. Mi sono Wonder Woman. Ah, avevi finito, scusa. no? Abituato a leggerli da solo. Va bene. Dimmi tu quando hai finito, per sicurezza. Ok.
Ok. Bello, Ok, bella lettera. bello. Mi ha proprio detto risolvi la villa. La vetta è strana. Eh sì, ma non è interagibile. Mm, Allora, qui c'era la... e non possiamo fare niente. Forse con un martello a venire qui. poi l'altro noi dobbiamo capire come si devono piazzare questi cosi. Diciamo tutto cosa si apre. Si apre qua, appare qualcosa qua, Gianmarco. C'è una porta segreta qua. Senti, io le abbasso tutte. No. Faccio il primo tentativo. Mm, Hanno tutti un attrezzo diverso in mano. Dobbiamo vedere, nelle foto c'erano, mi sembra, le statue. In qualche fotografia. Oh. Va bene. Questi sono i soldi che abbiamo guadagnato dai vicoli ciechi fino ad ora. sì. Vedi, hanno tutti una cosa diversa in Mhm. mano. Sono gli oggetti di casa. Mm. Li ho abbassati tutti, ma No, giustamente questo no. penso si sarebbe sentito un rumore, qualcosa. Cazzo. È partito a libro e ho detto eccolo qua, a posto. Va bene. Va bene, comunque. Quindi ora abbiamo una scorciatoia. Allora, a questo punto noi dobbiamo solo cambiare giornata perché Aspa è al massimo la cosa che possiamo fare. C'è per ottimizzare un po'. Adesso abbiamo un po' Ci di abbiamo un stanza po' di ancora, stanze possiamo fare sotto, facciamo altro. qualche altra cosa Siete e si è facessimo messo frecciare la proprio... macchina. Ce ne sono più di uno da Sì. trovare. Ok. Questo gioco è stupendo. Quello era il West High Path, quindi vuol dire che pure a est ce n'è un altro. Ma tu non vuoi che c'è qualcosa di segreto da qualche parte, Gianmarco? Dovrebbe essere. Teoricamente però ste monete le stiamo prendendo da fuori, quindi entrando non le dovresti dare. No, e vale tutto il territorio della villa, Gianmarco. Allora anche fuori vale. Da dove inizi tu. Scusami. Allora, Se tu trovi una voce là non ce la fa portare. Questa è camorra. vediamo al massimo come possiamo sfruttare al meglio Rotolo. sti soldi. Allora, magari sto parlando stasera. Se uscisse la lente di ingrandimento, potremmo andare a vedere. No, la Dark Room era la run di prima. Ok, vediamo al massimo se riusciamo a fare pure sta cosa qua. Meglio corridoio. Un boudoir. Oh, aspetta. Allora, questa è la foto dell'altra volta. Si vede la casciaforte, ma non c'è la combinazione. Qui non c'è niente. A sto punto. Sì. Giro giro tondo, quanto è bello il mondo. Casca la terra, tutti giù per terra. Guarda, la facciamo proprio attaccata per una volta. La peppa. No, tipo le chiavi per esempio possono uscire anche da qua Non so. come item. Allora, noi adesso chiamiamo la giornata perché non possiamo Cioè comunque... l'ultima stanza proprio se vuoi. L'ingresso, ma sì. Fresh Fizz. Oggi metti caso escono dai Allora, aspetta, noi mo facciamo una cosa. Aspetta. Facciamo una bella cosina. Allora, noi apriamo qua. Libreria per il libro.
Vai. Eccolo qua. Allora, come funziona sta cazzo di pompa? Porco. Ok, selezioni dove devi iniziare prima dal pannello e poi vai a aprire la pompa corrispondente. A posto, vai. Facciamo. Che dai. Quindi giusto la cosa dei borrowers, se fa qualcosa. Simon P. Jones, ok. Oh, Ti si danno male, no, non a lo questo, fare. questo punto, Gianmarco, fatto tutto, e a questo punto si chiama il day, e qui ci dà comunque di nuovo ogni spiegazione per ogni cosa, casomai non ce ne ricordiamo. Quindi ora... Ah, aspetta, volevo fare una cosa. Volevo fare una cosa molto importante. Allora, in realtà si corre. Infatti, dicevo, non mi stavo trovando con la velocità. Ok, allora. Volevo andare a vedere una cosa. Dai. Quindi le stanze queste speciali si creano solo ai bordi della mappa, mettiamola così. Quindi mo ci conviene fare tutto il lato destro e vedere la stanza particolare qual è. Allora, di qua l'unica cosa che possiamo capire è che c'entrano le mele. Ma sono troppi alberi, sono troppe mele. Quindi dobbiamo vedere in una delle foto se c'è qualche riferimento a questo capanno con le mele. Ok, a sto punto, visto che siamo qui, va bene, lo possiamo fare solo dal menu qua. Ok, gioco, tu hai proprio deciso di continuare a stupirci sempre di più. È una mina questo gioco, da zio. Noi siamo ben contenti di questa cosa. Allora, abbiamo fatto poco, ma abbiamo fatto tantissimo in realtà. Porca troia. Andiamo, andiamo. Allora, giorno 16. Siamo qui da 2 settimane, Gianmarco. Sì. E poi il passaggio la fatti in 24 minuti. Allora, a questo modo usciamo prima fuori, che vale comunque come Passo. come situazione. Però aspetta, non c'è il garage fisso lì, si Vediamo sblocca. che Però succede. forse possiamo rientrare da dietro. Allora, a sto punto facciamoci prima la stanza qua. 40. Ne ha consumati 2. Cambio di zona. Ok. Oggi però poi piano piano le dobbiamo fare tutte, Sì. perché ci può essere qualcosa Poi mettiamo dentro. lo shrine stavolta. Oddio santissimo gioco. Vediamo che succede. Salve. Alveo sommo. Durerà per alcuni Fai le giorni. offerte e valgono per più giorni. Quanti Ok, allora, c'hai? in questo momento, medesimo di persona, Ora. mango cornicione, Gianmarco. 46 CCC, intanto i passi scendono. Sì. Che Vabbè. sono zone diverse, giustamente. Allora. Giustamente non c'è l'asse. Allora no, questo serve solo per la stanza iniziale qua. Che comunque Comunque ci costa 6 punti andare. Vabbè che mo dobbiamo pure un attimino ottimizzarci. Ok. Salve. La cosa importante è tutti i soldi che prendiamo, se abbiamo la statua qui, di andare... No, sì. Allora iniziamo a prendere qualcosa qua. Questa è quella che già abbiamo letto. Andiamo a vedere a destra. Ma dobbiamo sbloccare la roba a destra, sì.
Buona. Allora, andiamo a vedere di qua. Facciamo step by step. Va Visto? bene, almeno recuperiamo pure 2 punti. La statua riceverà qualcosa di soldini, forse. Allora, non c'è nient'altro. Aspetta. Tanto più di là non possiamo andare. Sì, siamo al limite della mappa, ok. Allora, a Little Purtual, che io terrei qui caso mai troviamo la salita, tanto siamo comunque ancora all'inizio. Ok. La cappella ta pigli sempre tuo. Forse il Den. A questo punto sì. No, ho sbagliato pulsante. Parlo. Ma allora, prendo chiave. Salve. Allora. Tutte e tre bene. mentono. 2 mentono. Sono qui dentro qua. Tu stai mentendo per forza. Non possono esserci 3 false. Noi ci stiamo perdendo colpi. Pantry. Potremmo... A questo punto, Vediamo che succede. Dobbiamo fare più destra ancora perché ci deve uscire la cosa tutta a destra, la West Hall, la East Hall. aspetta, preferisco questo. C'è il metal detector. Questa potrebbe essere la run dei soldi, Ci fa trovare pure chiavi. Allora, qui ci vuole una scheda. Vaffanculo. Di qua c'hai la sorella che fa i soffocotti. Quindi dobbiamo tornare al Den. A sto punto Metemagno. Devo mettere il corridor a questo punto. No, sì. Metal detector. Ecco, stavo dicendo non si accende. Dice che c'è qualcosa qui. Oh, Grande. monetina, monetina, monetina. Vai. No, cappella per i soldi. No, No, tanto là dobbiamo capire prima di tutto dove si prende la chiave, quindi a sto punto cerchiamo di salire. ok. Lì sopra c'è qualcosa. Mi confondo con i tasti. Va bene. Ancora? Ah, la leva. Ok, Ehi. leva rotta, ottimo. Ok, tocca a me. Vabbè, 15. No, stavo pensando stiamo facendo un bel po' di cose. Allora. 9. 16. 18. Grazie Metal Detector, ce li abbiamo davanti. Molto gentili. Grazie per l'ovvietà. Allora, a questo punto possiamo salire sopra. Anche se potremmo comunque aprire poi la porta dall'altro lato. Peccato per la security. Non era male. Il Nook è perso qua. Andiamo nel muro. Sì, Allora storeroom, così. anche perché dal giardinetto possiamo aprire una porta che ora abbiamo le chiavi. Prende chiave, prende questo. Potremmo andare a fare una donazione volendo. 11 monete, secondo me già 10 qualcosa ti dà. Dobbiamo tornare indietro, servono 5 passi.
7 passi per entrare, poi vabbè. E ci portiamo avanti una cosa per i prossimi giorni, che lo dice proprio, più dai... È per più giorni, sì. Ah, pensavo ci fosse qualcosa là dentro. Stanno in Allora, metal detector. Trova tutto in metal detector. Ci andiamo subito, è un momento. Poi abbiamo pure la stanza extra tutti i giorni, vabbè. Ah, tremoli. Salve sua santità. Dagli tutto. Dagli tutto. Confermo. che cosa ci dai? Eh? Fai cose! Vabbè, Vabbè, dobbiamo fare la mechanical room. Vabbè. Magari mo ci esce pure più spesso. Dura 3 giorni, tra. Ci sono liane strane che si collegano al sommo Dio eterno. C'è niente per caso? No. Noi ti possiamo dare anche altro? No, no, lasciamo i soldi alla divinità, va a finire la divinità, si incazza. Bisognerebbe provare anche questa cosa. Là nell'angolo qua non c'è niente. No, No, no. niente, va bene. Allora me lo do. Vabbè. Allora, prima la cosa dobbiamo fare... Penso più che altro dobbiamo aggiustare tutta la pump room, eccetera, eccetera. Che qualcosa in piscina di sicuro c'è. A sto punto, di fronte... A forza con questa cappella. Però ma la possiamo usare, zio. Perché teniamo zero. Allora, capì, però dici un attimo, chissà, ce la dai spesso e volentieri, sangue della Capito. miseria. Incredibile, così. Incredibile. Incredibile. Non ci ha mai dato niente. Oddio. Allora, qua è tutto bloccato tanto. Allora, Lozi, iniziamo a fare così. Mettiamo questo. Vai. A parte che c'è una bella mela. Una bella melozza. Possiamo prendere un altro libro. Che questo qua. The La storia di Pixel Orindia. Stars. Siamo in ordine a questo punto. Sì, vai. Di là è chiuso, di qua non c'è niente che se no vibration e non sta vibrando. A questo punto ci andiamo di qua. Mappa? Allora, io voglio provare questa. A sto punto... Tutto perso però poi di là. No, c'è la stanza stanza sotto. sì, C'è la stanza sotto. Allora, come funziona? Allora, noi tipo abbiamo questo verde, no? Questo è un passaggio segreto. Ci dà il passaggio segreto per la zona verde. Ah, possiamo scegliere il colore della Si zona. collega a tutto. Ok. Minchia, quindi questo è un collegamento con tutto. Allora, ci blocchiamo... No, se mettiamo l'acquario non ci blocchiamo, ma non lo possiamo mettere. No, quindi, mettiamo vabbè, tutto a questo. parte che sta run non è ancora finita e che ci abbiamo comunque da tornare sopra. C'è anche arancino. Su 5 passi. Questo 5 passi. Quindi questa comunque... Queste le stanze verdi non costano più gemme. Questa cosa è buona. Allora, a sto punto, passaggio segreto, non è che c'hai altre cose, visto che non ti abbiamo mai fatto? Gli altri tipi non te li fa premere più, No. Chiuditi e selezionati un'altra volta. Magari. No. Allora, at this point era di qua e poi tutto di qua. Poi gioco che piano piano ti apriamo in 8. Stiamo ancora scoprendo le stanze. Piano piano, Gianmarco, Io con calma e molta Io parsimonia. godo molto. Allora, le chiavi adesso ce le abbiamo. La security room qua era top. C'hai chiuso, ciccio bastardo. Fa più cose.
magari esce qualcosa, quindi boh. Vediamo. Moneta, visuale. Quindi vado a portare queste 4 monete alla divinità celestiale dell'ultra estinto. Qual è la divinità celestiale dell'ultimo? Sto andando bene? Assolutamente no. No, così. Di Un qua. deficiente. Sempre stanze diverse, capì? Sei un deficiente. 2 punti qua li recuperiamo, E ma sei anche tanto. reticente. Ma non sono Re Fantazio. No, non lo sei. Non lo sei. Senti lo è. Però manco Francesco lo è. Anche questo è Puoi vero. diventare Re C'è Fantazio. una possibilità di fantaziare dato il suo scocciarsi di qualunque cosa subito. fino a quando non gli verrà poi voglia. Poi sei arrivato alla fine, no? Mi Dico io. manca veramente un cazzo, vabbè. Ah, non puoi metterne più, lo ci prova. Ok. No, dura 2 giorni. No, io pensavo durasse solo uno. Oh no. L'uso. Mamma mia, se metti le stanze rosse. Oh mio Dio. Puoi ridarglieli? Mi scusi, mi scusi, mi scusi. No. No, volevamo fare una prova. Vabbè, Non dura ci 2 incazzi giorni. però. Ormai si è incazzato. Con il gioco. Yeah. Va bene, va bene. Vabbè, abbiamo 2 giorni la maledizione, va bene. Salve, continua. Riusciamo a farne un'altra? Ok, un altro po' riusciamo a fare. Allora, giorno 17, la disgrazia. Infatti siamo maledetti. Pure mi aspetto che all'improvviso arriviamo e c'è qualcosa di strano all'ingresso. Allora, a questo punto andiamo a vedere prima là. Anche perché comunque sperimentiamo cose nuove, cose interattive, Cose belle, ma anche cose molto belle e interessanti. cose che ci maledicono. Allora, via ancora. Allora, Sì, special items. Per ridere. Vediamo che... gli oggetti questi grossi. 2 però. Quindi Oh, uno. pure lockpicks. Ottimo. Peccato che sono usciti con sta run che ci abbiamo la maledizione. Oh, se ci esce posa tutto. Noi usiamo metal detector e vaffanculo. A parte che già ce n'è uno là. Bisogna vedere se possiamo lasciare più di un oggetto. Andiamo mai per uguali in effetti. Ah, poi poi valutando. Il metal detector è forte così. No, ci trova tutto. No, vabbè. Allora, a questo Prendi i punto. soldi, dallo one. A questo punto. Lei mi cade sulla paghetta però. Lei è un Allora. pollo. Però che cazzo. Aspetta per iniziare. Vabbè. C'è quello in basso a sinistra che era molto inquietante comunque nel suo apparire così. Vabbè, vado tranquillo, tanto c'è il metal detector. Quindi. Allora. No, teniamoci aperto un attimino di qua e di là. Ok, vediamo l'altro libro. Anche va bene, quindi mo ci dobbiamo fare la Dark Room. Allora. Vabbè, però che cazzo. Ok. Ok, poi si muove con la levetta, ok. Non è che tipo fa... Però vai sul nero, precipizio. No, magari si vedeva qualcosa con la... Qua ci stanno delle mezze lettere, ma non capisco. Però manca a fa così. Ok, è tutta una dinastia. Oh, aspetta però, aspetta.
Detective Monroe, la Guardia Rossa. Ok. Quindi qualcuno ha provato a cercare comunque questo libro e gli è stata data questa versione comunque censurata. Non lo sto leggendo con attenzione. Questa è una Ok. firma o una dedica che è stata censurata, non si sa perché manco questo. Ok. Allora. La conference room assolutamente sì. Perché ci dà tutti i... Beh, che abbiamo il metal Ma è detector, difficile che però perdiamo qualcosa, questo penso che non lo perdiamo. Aspetta, 90-83 già, aspetta, Dozzi su fa è falso. però è il primo che ci esce, scritto così chiaramente. Ok, c'è scritto qualcosa su altri fogli? No. Solo dove ha scritto lui. Ok, quindi dovrebbe essere quello dell'ufficio. Bedroom per continuare a salire. No, questa qua non si può aprire. Ci servono le chiavi. Vabbè, che ci sono alcune stanze che danno effetti anche alle altre stanze. Poi, aspetta però, aspetta. Aspetta. No. Niente. Ci è andata pure di culo Gianmarco. Allora, C'è aspetta. anche una leva? Sì. Apre sempre quello a destra. Un altro diceva che era... La sana c'ha la luna sopra. l'altro diceva che era nella serra. Minchia, comunque... Lo so. Trezzi da scasso, madonna mia. Allora. Io direi Gemmina a sto punto. Io vorrei dire che con la maledizione forse le perdiamo, però. Già ma sta andando bene sotto un certo punto di vista sta run. A questo punto prendiamo un sacco di cose. Allora. Noi dobbiamo entrare da destra, quindi dobbiamo Sì. cercare di arrivare qua. In Allora, qualunque proviamo modo. a salire. Cappella, tanto i soldi non ci servono. Mamma mia, ci ha tolto tutto, ogni singola cosa. Sì, togli tutto. C'è qualche oggetto? Vabbè, 2 monete qua. Allora, andiamo prima a destra. C'è l'ufficio. Vai verso l'alto, ufficio di merda. Allora. Devo azzardare? No, ci vogliono 2 gemme. Volevo azzardare avendo quel cacchio di codice. Però a culo si è sbloccata la stanza che ci serviva, Osservatorio per una gemma. C'è oggettino. C'è oggettino. Forse sopra. Questo non dobbiamo più girarlo, non ci serve più. Che parte non abbiamo visto oggi. Sarà una monetina. Oh, c'è una chiave là a terra. Quindi di base dobbiamo dare un'occhiata in generale, perché non è che gli oggetti aumentano quando
ha il metal detector. Vediamo un po'. Allora aspetta, posso attivare forse qua, o 5 o 4. E quale... No, tu Aspetta, puoi attivare aspetta. tutte e due in realtà, perché c'è il 9. Voglio vedere se non è qualcosa. Mamma mia. Vabbè, vediamo un attimo. Se faccio solo quello a destra, ok. Vabbè. Allora, forse. Forse c'hai The Mother, a Little. Guarda, sei proprio cattivissimo. Non solo ti sei preso metà dell'energia, non solo. Non solo, guarda. Tu sfidi la sorte. Guarda, c'è da vergognarsi. Che cose. Questa si ruota. Che cose. Ma questa è ottima, ma costa 3. Quanto cazzo la grazie. mettiamo? Allora, vediamo qua se per caso ci dà una scheda. Zampa di coniglio. Va bene. Allora, qua possiamo fare il ceppolo di minchia. Puoi andare dalla bedroom forse? Dalla cappella di là. Ah, pensiero. Da sotto. Ah, abbiamo la pala là dentro oggi. E io la lascerei lì perché no, saranno. Non serve. A questo punto andiamo verso il basso. Io sono convinto che se mangi tutta la frutta e vieni qui succede qualcosa. Magari sì. Ecco qua, qui dovrebbe esserci l'altra leva, però non la posso tirare, mannaggia. A questo punto... Però è un vicolo cieco, così. È vero che comunque non andiamo da nessuna parte. Vediamo se per caso esce un altro floppino, qualcosa che comunque non possiamo utilizzare. Le chiavi della macchina. E noi non possiamo fare... Ah no, deposit box era così. Chiave del deposito qua, ok. Questo che non abbiamo il modo per aprirlo. No, non... manco per tornare. Aspetta, vediamo se per caso ce la facciamo, ma... Come diceva il saggio a Vega Nera, c'è qualcos'altro. Chiave non... Aspetta, una chiave ci serviva sopra. Sì. Hai un po' la mamma scolorita. Possiamo fare qua. Questo. Ci uniamo un'altra chiave. E allora? 4 passi. No, lo ci conviene resettare direttamente. No, possiamo anche tornare indietro. Ci facciamo, vediamo l'ultima e questa inizia un'altra settimana. La missiamo, non la possiamo continuare. No, ma vediamo comunque di correre, tanto comunque i rudimenti o il modo di bloccarci velocemente lo stiamo facilmente trovando e che comunque noi mo stiamo andando. No, questa qua no. Ma che non dura tantissimo. E poi non sa che cazzo succede. Allora. Stanza fuori. Qua c'è sta stanza fuori. Vediamo oggi cosa ci esce. Senti, facciamo questo vedendo di trovare la pala. Però così la buttiamo la pala, così.
Perché poi la grande la dobbiamo resettare. Vediamo come va, magari ci blocchiamo dopo 5 minuti. Ah, però già ci può dare una palla. Aspetta. Ok, Marion era la donna che era scomparsa prima e sotto c'è un codice però. No, XYZ ABC c'è scritto. Dove cazzo lo leggi? XYZ ABC. Sento puzza di cadavere. Ma a tassa frutta non si può mangiare? No. Fai 70-80 punti. E l'acqua, il pozzo, il cesso coso con l'acqua di sinistra? No, niente, non c'è niente di esaminare. Niente, vabbè. Ok, comunque solo qua dentro ce ne sono un bel po'. No, sì, vero. Cazzo. So che noi comunque dobbiamo vedere ogni stanza per vedere se c'è qualche altro indizio. Ci volevo regalare una pala per amicizia. Allora. Sinistro. Corridoio. Qui sopra. Tra l'altro, se ho visto bene, il garage spunta sempre là. Sì, è per questo ho detto facciamo il lato destro. Quindi se troviamo la chiave... O magari c'è qualche zona centrale, che c'è l'altro ingresso di sicuro, quella stanza blindata che abbiamo visto andando verso la tenda. C'era una porta blindata. Non sai quello che ho pensato, mo? Il boudoir, la stanza della signora, se non mi sbaglio, esce sempre negli angoli chiusi. Prova a vedere se esce. Allora, mo vediamo subito. No, almeno non è uscito in quest'angolo qua, forse potrebbe uscire nell'altro. Allora, io direi... Male, pure la billiard room non è male. Questa forse è meglio, ci dà più cose. Tocca a me. Sale? Allora, no, sale, non fa male. Devo solo controllare la stanza dietro se c'era qualcosa. 8. È l'inizio. Quello bentornato. Poi quello, welcome back. 20. Ci ho messo un po' più di mezzo. No, tranquillo, tanto noi stavamo per finire, ma ci manca ancora un pochino, riusciamo a stare un altro po'. È andato tutto bene? Kiss però... È un attimo complicato, anche perché è giallo al centro. Quindi è radice meno. Che cazzo vuol dire radice meno? È andato tutto bene oggi a Pasqua? Io basta cibo, basta. Fino a domani. Tu che risposta daresti? Ci sto ragionando. Ho mangiato come un porco e ho fatto casino. Allora è stata una buona giornata. Io mo c'ho un altro po' di carta prima che vado a dormire, vado a dare giusto un assaggino che poi sta lì. Ho tutto a posto. Giornata tranquilla per fortuna. Il tempo pure è stato abbastanza clemente. Il cibo non è mancato. Onestamente oggi non lo so. Non capisco che cosa è quadrato giallo. Dammi la risposta normale e poi ragioniamo su quello. La risposta normale... Allora, se quadrato verde devi fare la somma, quadrato giallo devi fare la sottrazione. Ma come cazzo fai la sottrazione? 18 meno 18 fa 0, 0 meno 16 fa 0, perché è sempre 0. Allora, facciamo così. 20. Aspetta, 8. Ma la chat è diversa, sì, quello. Sì, sto usando un altro programma e ho cambiato un pochettino di cose, ho fatto un po' di pulizia e ottimizzazione e penso sia più carina questa qua. Anche un attimino più leggibile. Era 4, in modo tale che si vede un attimino meglio, poi vedo un attimino di farla al limite un pochettino più grossa.
se i caratteri sono piccoli. Perché era 4? Perché era 4? Erano 18 e 16. Allora, aspetta, Due, due, aspetta. due. Allora, fammi fare ragionare. Te lo metto davanti. Ok. Tanto sappiamo la risposta, già. 20. 20. Da questo esce 4. Allora. Sono passato a quest'altro programma e ne ho approfittato oggi per fare un pochino di pulizia e vedere sia come va sta applicazione che cambiare un pochino le grafiche e tutto, e al momento sembra che stia andando per il meglio. Mo vedo un attimino pure di capire come fare e aggiungere anche Ok, non c'ho manco gli alert, Forse ho capito, vai. quindi 4. Sì. Mo, allora, se ho capito. Sì, la chat questa qui prende sia se si collegano persone da YouTube che da Kick in automatico e manda le chat da qualunque live sto facendo. Ci ho messo un po' per programmarmelo e farlo per bene, però qualunque messaggio arriva in chat da qualunque live sto facendo arriva tutto. Comunque dovrebbe essere 9. Meno così non ci perdiamo pure gli altri ragazzi e gli amici che vengono a volte da YouTube. 9? Prova. 9. Perché devi fare il quadrato del numero sottratto. Ok, Quindi non di fai quello prima la sommato. sottrazione e poi devi fare il quadrato. Vabbè. Solamente ha detto io ti faccio ingrippare il cervello con le cose che ti sto aggiungendo, ti do anche un po' di matematica in più. Sì. Dacci mappa del tesoro, dacci mappa del tesoro. 3 gemme. Oh. West Wing, la zia. Forza. Allora. Ste radici però sono un pochettino malvagie, In teoria tipo qua c'è il garage? Sì. Così, garage. Abbiamo anche lo shortcut così. Ok. Solo dobbiamo riattivare la luce però. A piccoli passi. Allora, 3 chiavi. sono 3 chiavi. Prima si sono qualcosa. Qua non c'è niente, qua non c'è niente, qua non c'è niente. Ok. Va bene, allora per un momento abbiamo attivato garage. Se esce la pala, porca la miseria. Foundation. Andiamo di qua. Andiamo di qua. Allora. Vai. Dacci la pala. Dacci la pala. Ci ha dato manco l'oggetto oggi. Si sta da qualche altra parte. Il Qui non tubo là c'è non si niente. prende tipo? Tubol. No. Ma non c'era proprio niente da zio. Gioco. Ma che taccagna. Gioco, facciamo i complimenti, poi. No, allora, io ho impostato a 1080. Il programma questo qui, Meld, che sto usando, era una cosa che avevo notato pure all'inizio, quindi grazie che mi stai dando conferma, che di solito streamo a 1080, ma voglio capire se è un problema del multistreamare o se devo configurare qualcosa ancora per il meglio. Infatti avevo visto pure io prima dall'anteprima, quindi no, mi hai fatto un'ottima segnalazione quello. Ma andato sopra. Che pensavo all'inizio forse per il broadcasting che si era regolato in automatico a questo valore qui, quindi a sto punto cerco un attimo domani di capire al meglio, a parte che è un software comunque ancora in beta che stanno continuando a sviluppare, però pian piano sta diventando molto interessante, anche perché mi sembra anche un pochino più leggero di OBS e non abbiamo avuto un problema stasera in live. Di qua non si può andare perché è fuori, a sto punto questo qua. Sì. No, in realtà aspetta, avremmo un altro spazio a destra, ce l'abbiamo. Ah, sì, vai. Allora, aspetta. Vai con questo. Sì. No, ma tipo, se vedi pure la cam, ho fatto tutto stesso con il programma questo qui senza fare problemi. Ho fatto l'effettino senza aggiungere plugin esterni, senza fare casini né altro. C'ha ancora delle limitazioni per quello
che faccio io nel modo in cui mi piace farlo a me. Questo mi ingoio. Difatti mi manca un timer e non ho capito come poterlo mettere per fare il conto alla rovescia all'inizio. Fa una cosa, vai verso il basso un attimo, fammi la mappa. Siamo a 4 blocchi. Volevo vedere se spawnava il fatto che ti ho detto del boudoir, se spawna nell'angolo. Allora, aspetta, siamo a salire sopra. No, più che altro che Chiave ce l'abbiamo. 38, no, 44. Allora, tanto noi abbiamo salvato prima. Ma niente, così qua è salvataggio. La run è persa purtroppo. Vabbè, tanto alla fine non abbiamo fatto niente. Tanto No, i giorni devono andare avanti, era perché buona, comunque... Era buona. Vabbè, però niente ci vieta poi di partire. Anche meglio la prossima Ma volta. fammi solo sto fatti, vola. Vuoi Vai andare sotto? Vuoi vedere sta cosa qua? Se esce... Allora, aspetta, facciamola prima in un altro modo. Vediamo se ci dice qualcosa qua. Type bedroom dead end, rarità. Ah, è rara. Comunque c'è pure l'or. Quindi la chance è pure poca. Oh, Allora, sto tentativo lo facciamo. Aspetta. Eccolo qua. C'è il boudoir normale. Però dovevamo andare giù. Vabbè, metti il boudoir normale, vediamo se magari troviamo le chiavi del garage. Il boudoir. Ci stanno cazzo, Ernest. Ernestino. Qua Ernest non ci sta niente. Niente. Ernest. Andate. Allora, consumiamoci. Ecco, giusto per non buttare, possiamo fare così. Aspetta. Hai avuto una buona idea, effettivamente. Bruciamole. Che c'è rimasto? Questa qua. Magari uscissero le chiavi dell'auto da qualche parte. Dimmi di sì. Mamma mia, aspetta. Ah, non la... Dobbiamo serve il... Allora, facciamoci le altre porte a volo. Possiamo fare giù. No, però forse l'auto... Giusto per vedere almeno che... Però forse l'auto serve solo per aprirla. Aspetta, tanto siamo qua. Poi vedi? Fai foto. Dice c'è qualcosa nel... Se poi non la riusciamo a riaprire una tarantella, fai foto. C'è qualcosa nel coefano. Non ti fa fare nient'altro, volante, cosa, vai dietro. Possiamo aprire qua. Aspetta Gianmarco, aspetta. Abbiamo la possibilità, Gianmarco, ce l'abbiamo. Perché abbiamo tutte le stanze sotto. Aspetta. Ma facciamo così. Andiamocene di qua e facciamo prima. Almeno non l'abbiamo buttata sta run. Almeno abbiamo scoperto una cosa. E questo Aspetta, errore mio. La foto ieri ci stanno tornando utili le foto, sì, quello abbiamo fatto anche dei confronti. Fammi vedere se c'era qualche altra cosa dietro a parte il dischetto. Prova a vedere pure l'altro lato se te lo fa aprire magari. No? Davanti, okay. Niente. Quindi la macchina in moto non va, quindi ci ha manuato sto dubbio. No, ma ti ho detto non potevi uscire con la macchina e fare, però... Magari andavi là, sfondavi il cancello, così. Allora, ci devi dare una security. Grazie. Gioco, vedi se collaboriamo come risolviamo il mistero? Prendi il dischetto. Allora. Fitz flopping. Grandi ragazzi. Per chi? Corridoio buono. Allora. Vai così. Corridoio con chiave. Corridoio con un cassettino rotto. No, cassettino chiuso. Cassettino chiuso e un corridoio che in automatico ti dà un altro corridoio per i giorni successivi. Un corridoio in più, quindi ci può uscire 2 volte. Allora, sono tutti buoni. Che qua potrebbe uscire la mappa. Quindi la becchiamo subito. Il corridoio in più ogni run, così se lo trovi, è forte.
però è solo una stanza. Io direi questo qua. Il locked trunk, però serve la chiave. Martello lo troviamo spesso, martello. la chiave la troviamo, dentro ci possiamo A trovare le altre cose e la disposizione mappa del tesoro. Non mi assumo responsabilità, quindi No, facciamo questa qua, facciamo questa Fai. qua. Io non mi associo, quindi fai. Facciamo questa qua. Fai. Facciamo un cazzo. Che ci serve la mappa del tesoro per capire che cos'è quella cosa. Questa è sua. Allora possiamo fare velocemente. Un cazzo. Niente di qua perché è tutto chiuso, la stanza solo in basso qua. Sì, facciamo save and quit e non ci sono problemi. Allora, il laboratorio. Va bene. Però questo è perso. Immediate. Sì, questo è perso. Non è, mi sa, infinito. Proviamo. Toh. Allora, qua dobbiamo fare qualcosa. Abbiamo le foto di questo. No, ma quando che non c'è proprio corrente, noi dobbiamo dargli prima corrente. Poi serve corrente addizionale dalla boiler room. Vabbè. Allora, gioco. Per stasera in parte ci hai sconfitto, ma ti abbiamo sbloccato un bel shortino con stanza super potenziato ogni giorno. Abbiamo potenziato un'altra stanza oggi. Non siamo andati tanto male, eh? No. Allora, quello. Noi stiamo continuando a tenerci le foto, abbiamo trovato anche dei codici e quant'altro, ma c'è ancora da scoprire in sto gioco e di certo troveremo il modo di farlo. Noi adesso stacchiamo e si va a letto. Sì. E ci vediamo domani sera, ma vediamo un attimino domani cosa fare. Quindi nel frattempo, buonanotte. Buonanotte, quello.